Buonasera, bentrovati a tutti gli amici di Officina Mediterranea, a quelli che ci seguono in diretta, a quelli che ci seguiranno in differita. Dopo la pausa estiva e i bagordi di Ferragosto abbiamo ripreso, Officina Mediterranea si ferma per poco, diciamo, è pronta a ricominciare. Allora, prima di entrare nel vivo della puntata numero 175 di Alma Culturas, dove conosciamo nuove autrici, autori e i loro romanzi, volevo ricordare che sono ancora validi, cioè non ancora scaduti, Partenope Noir e il concorso di Foggia relativo alla scienza. Eccola. E tra poco uscirà anche il bando di Matera, quindi tenetevi sempre aggiornati, mi raccomando, con i nostri concorsi. Saluto la nostra ospite di oggi, Silvia Bardesono. Ciao Silvia. Ciao Cinzia, grazie, un saluto a tutti. Grazie a te di essere qui. Grazie a te, è un piacere. Fa sempre piacere ospitare, insomma, autrici interessanti come te. Io ho letto il libro, va bene, parleremo. Per ora lanciamo la sigla e poi entreremo nel vivo dell'argomento. Allora, eccoci qui, buonasera di nuovo a tutti, buonasera Silvia. Senti Silvia, siccome è la prima volta che tu sei qua con noi ad Officina Mediterranea, io ho letto un po' dalla quarta di copertina di te, però se vuoi presentarti meglio al nostro pubblico. Grazie. Scrivo, ovviamente. Scrivo libri da diverso tempo, questo è il quinto romanzo e un po' la mia passione, la scrittura. E poi nasco come avvocato, mi sono dedicata alle tematiche delle donne in difficoltà, donne vittime di violenza, minori, e da ultimo i migranti. Questa è un po' la mia parte professionale, ecco. Ed è un aspetto di me della mia vita, da cui traggo comunque molto nutrimento per le mie storie, ecco. Infatti queste tue attitudini professionali sono tutte confluite nel romanzo che stiamo presentando. Sì, c'è molto, esatto, arriva molto da lì, ma anche dalla mia passione per lo yoga, che poi è diventato anche un insegnamento, e quindi c'è anche questo aspetto più profondo, più spirituale che emerge anche nelle pagine del romanzo. Sì, molto spirituale direi. Sì. Io, vabbè, oltre a essere senza dubbio un romanzo corale femminile, sì, esatto. dove ci sono quattro figure femminili più importanti, diciamo, no? Sì, esatto. 4 donne. Definirei, non so se qualcuno te l'ha mai detto, un po' un romanzo anche New Age, molto ecologista.
Sì, è vero, molto ecologista, è vero. C'è un E, aspetto importante della natura e vabbè, molto spirituale perché hai parlato anche tu della tua passione per lo yoga per e lo yoga, esatto, per la natura. È vero, non me l'hanno mai detto, ma hai ragione. hai visto, c'è Ri- sempre una prima volta, come si dice. Sì, esatto, esatto. Io, vabbè, sai che scrivo anch'io, sono una scrittrice, Sì, quindi io dico certo, sempre ti che conosco. il libro è uno, poi diventa tanti libri, perché ogni lettore prenderà qualcosa, dirà qualcosa in più, aggiungerà Mm, un tassello interpretativo. questo è vero. Allora, senti, siccome io come mia caratteristica ho una mania per quello che sono i titoli dei romanzi, mi piace partire anche quando intervisto qualcuno dal titolo. Allora, il canto di Vega è molto evocativo. Allora, prima di tutto vorrei chiederti, Vega ha un significato particolare per te? E poi ehm, niente, da dove è partita cioè questo tuo viaggio in Nuova Zelanda? Penso che ha contribuito molto, no? L'ho letto anche nella quarta. E, hai portato questa dimensione spirituale fuori dall'Occidente. Perché? Cioè nel mondo sciamanico hai visto la cura, perché non in Occidente? Quindi partiamo dal titolo, Viga, cosa vuol dire, e poi mi rispondi anche alla seconda domanda. Allora, Vega richiama proprio il nome della stella, come ha suggerito, adesso ho letto un intervento qua scritto di uno spettatore, e non è un significato simbolico legato alla stella per rispondere. E il canto, perché il canto è qualcosa per me che non si impone, che può arrivare, ecco, che può arrivare a chi ha orecchio, a chi ha quella sensibilità per ascoltarlo, il canto. Quindi ho scelto questo titolo che in effetti era anche per me evocativo di un mondo altrove della stella e che arrivava comunque in maniera gentile, in maniera non forzata, non impositiva. E l'idea di ambientare parte del romanzo in Nuova Zelanda deriva da una parte dal desiderio mio nella scrittura, nella realizzazione di questa storia, di far prendere proprio le distanze a una delle protagoniste dal suo passato. Quindi una distanza fortemente anche di chilometri, perché proprio dall'altra parte del Geografica, mondo, fisica. quindi di spazio vero e proprio. E mi piaceva appunto l'idea di ambientarlo in particolare in Nuova Zelanda, anche perché è una terra a cui io sono legata, avendoci vissuto per parecchio tempo. E, è una terra dove il contatto con la natura è pregnante, intensa, Totalizzante, direi. totalizzante. E quindi credo che fosse un bel connubio proprio per Vega, che è una delle protagoniste, il suo lasciare alle spalle, la sua è una fuga, ma anche da se stessa, E poi diventa qualcos'altro dopo. e poi diventa qualcos'altro, esatto, esatto. E c'è sempre un po' quando si parte, si va via, il desiderio di lasciare alle spalle tante cose che non abbiamo voglia di affrontare, sperando che mettendo appunto lo spazio in mezzo si possa ricominciare. Invece poi vediamo Ci nella rendiamo narrazione. conto, ci rendiamo conto poi che bisogna affrontarle certe cose Esatto, e farci pace. è Diciamo che questa è bravissimo. una caratteristica comune dell'ultimo romanzo che ho appena sfornato e mandato al mio agente letterario, quindi
ci accomuna questa cosa, oltre la laurea in giurisprudenza e molte altre Infatti cose. ho visto che è esatto. Senti, infatti potrei farti una domanda, diciamo, che mi riguarda anche, perché scrivere verbali è un linguaggio in giuridichese molto diverso dalla scrittura. Io ho dovuto fare molta fatica per diciamo, un approccio più narrativo. Anche io, anche Me io. lo confermi? Sì, te lo confermo perché durante l'università non si scrive, come non siamo più abituati a scrivere, ecco, quindi erano tutti Infatti molti esami. libri di molti professoroni, diciamo, contengono degli strafalcioni non indifferenti. Ne avrai Sì, è letti pure vero. tu negli anni accademici, penso. È vero, è vero. E noi stesse all'università non siamo più abituate a scrivere, non eravamo più abituate a scrivere. Arrivavamo magari da un percorso dove si faceva il tema, l'elaborato. All'università c'è una bolla in cui non si scrive più. Poi inizi a lavorare e hai una scrittura, utilizzi una scrittura diversa che non è quella della narrazione vera e propria. Quindi sì, mi sono trovata in un certo momento, quando ho iniziato a scrivere, il desiderio forte di voler scrivere, ma dall'altra parte sentivo come una resistenza potente, una resistenza proprio, una difficoltà a mettere su carta una scrittura che non fosse così asettica e che non mi apparteneva, tra l'altro. Sentivo che non mi apparteneva, quindi c'era questa doppia frizione nel. Certo, perché proprio dalla mia esperienza ti dico che cioè, deve essere un linguaggio molto più fluido, quello narrativo, non Sì, deve essere appesantito da tecnicismi, da troppe esatto. Io iperbole. iperbole, sì, sì, proprio poi anche una scrittura un po' più proprio compassata, ecco, quella degli atti giudiziari in certi modi. Quindi pesante anche, fredda. Senti, abbiamo parlato allora del viaggio che hai fatto, se non mi sbaglio, dici nel libro, molto indietro negli anni in Nuova Zelanda, giusto? Eh sì, ero giovanissima, avevo 21 anni, 21 anni. Cosa ti ha fatto scattare la voglia di scrivere questo romanzo, ambientarlo là? Cioè, questa storia va raccontata, cosa sono arrivati prima, la storia, i personaggi? Raccontaci un po' la genesi. Allora, è arrivata prima l'immagine di questa donna sulla spiaggia, sull'oceano, in questo piccolo paese. Nel porto di questo piccolo paese, questa donna vestita sempre di blu, il blu che ricorda appunto l'immensità dell'oceano, che ricorda il cielo, ed è partito da lì, da questa immagine di donna che all'epoca vedevo, in effetti, vedevo e mi aveva incuriosito. Mi aveva incuriosito vedere questa donna che vestiva solo esclusivamente di blu, a volte aveva degli scialli, a volte aveva dei turbanti e passeggiava per il porto di questo piccolo paese nell'isola del sud. E forse è rimasta dentro di me questa immagine per tanto tempo. Tanto che poi a distanza di tanti anni è riemersa e ho voluto arricchirla con una storia che poi è diventato questo romanzo. Le ho dato un nome, le ho dato un passato, una storia, le ho dato tutto Quindi hai un. costruito tutto intorno a lei, diciamo, al Esatto, ho personaggio. costruito tutto attorno a lei, ma questa immagine era dentro di me, mi aveva sempre incuriosita, io ero una ragazza giovane e anche molto timida e quindi non ero mai riuscita a fare entrare in confidenza con questa persona, però mi aveva colpita. E ti identifichi un poco con questa tua protagonista oppure no? Ti senti lontana da lei? No, mi identifico per queste sue
per molti aspetti, dalla passione appunto per lo yoga, per la lettura, per la scrittura. C'è molto di me in questa protagonista. Sì, c'è molto di me. E c'è Delle... un personaggio invece che è proprio la tua antitesi, dal quale ti senti proprio distante? No, no, perché poi alla fine lo sai anche tu, quando scrivi un romanzo, poi comunque ai tuoi personaggi arrivi a entri così in confidenza, li conosci talmente bene che sentirli distanti no. Magari sì, No, più non che mi distante, rispecchio. poi che non ti immedesimi per niente con un personaggio, perché magari non è il tuo ideale, non è quello che... Mentre tu hai parlato di lei che è, comunque ha il tuo amore per la natura, lo yoga, eccetera. Magari c'è un altro personaggio con il quale non senti particolare affinità. E nei 4 personaggi femminili no, mi ritrovo, c'è sempre qualcosa in cui Una mi sento caratteristica. vicina, sì, sì, in tutti e 4. In tutti e 4 c'è qualcosa che comunque ci sono dei punti di Però incontro. magari c'è il maschio tossico, no? E qua c'è un maschio tossico, esatto, brava. E da quello ci sentiamo distanti, no? Dobbiamo Ah, tenere la distanza. con quel personaggio tossico dove ho cercato di concentrare molto appunto di quell'aspetto tossico delle relazioni e di quel tipo di relazione fortemente possessiva, esclusiva nel senso di voler fare il vuoto attorno alla donna. Sì, ovviamente. E eh, ti volevo fare una domanda un po' particolare. Il canto, no, è qualcosa di, hai detto, di spontaneo, di innato, mm. è qualcosa che ti viene da dentro, che ti esplode, che quando non ti vede nessuno, tu che canti? Cosa canto? Sì, è una domanda, va, mettiamola un po' No, birichina, è meglio che non canto, è meglio che sono non talmente canti. stonata. Vabbè, magari fai un motivo. Beh sì, dipende poi dal periodo, comunque sono tanti i cantanti che amo, Io per tante le esempio canzoni. quando sono più leggera canto. Mia figlia Sì? mi dice, mamma non cantare sei stonata. Ecco. Però io dico invece di essere contenta perché vuol dire che mamma sta leggera oggi, Eh perché sì, è non è vero. che tutto sempre. Va bene. Però la musica mi piace, la musica, le canzoni, mi piace ascoltarle Certo, molto. è una Mm, mm. componente importante, no, Sì, 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 è un nel bel caso c'è linguaggio. anche qualche riferimento di qualche canzone nel tuo romanzo, giusto? Sì, siamo negli C'è anni un riferimento 90, a Sinead O'Connor, esatto, la sua canzone più splendida voce, famosa, splendida voce, personaggio carismatico, con una forte molto personalità, discusso, sicuramente, molto polemico, molto provocatore è molto stata. provocatore, esatto, esatto. E Però anche comunque magari vittima del suo essere, del suo stesso carattere, della sua stessa personalità. Quindi mi piaceva inserirla nel perché romanzo. lei è irlandese, la protagonista parte dall'Irlanda, giusto? Parte dall'Irlanda, sì, 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 sì. Quindi Sono 3 diciamo che i luoghi di questo romanzo. Dublino, Nord Italia, Bologna e la Nuova Zelanda. E a ogni luogo c'è una protagonista, come tu se sei tu di Bologna, hai vissuto a Bologna.
È una città che conosco molto bene e mi piaceva ambientare la vicenda di Sara, della ragazza, della protagonista più giovane, proprio da Bologna. Ho capito. E io, vabbè, oltre a dire che è un romanzo di rinascita, di fare pace col passato, insomma, di resilienza femminile, lo so che questa parola è molto inflazionata ultimamente, a qualcuno sta antipatica magari, però è così, cioè loro cadono, si rialzano, no? Sia Sara, sia Agnese, forse anche la stessa sciamana, Roy Mata, giusto? Ha Sì, dei momenti, ecco, quando racconta del suo del suo passato. passato. Quindi sono donne che È una hanno, storia di, secondo me, anche di sorellanza, perché poi vedi che sono tutte donne diverse, sia di età che di caratteristiche, di temperamento, di indole, tutte molto diverse, ma in qualche modo si aiutano tanto da arrivare ad agganciare un filo che le unisce e che sì, le sostiene e che le supporta. Quindi sì, si nota anche di questo, sorellanza. però è un filo anche di affinità. Vabbè, non voglio dire quella parola perché altrimenti si spoilerà tutto. Quindi tu Sì, diciamo certo, che hai brava. giocato molto sul fatalismo, quindi credi a una predestinazione, a qualche cosa di già stabilito, perché ci sono molte cose che proprio manco a farle apposta. E c'è un po' di realismo magico in questo romanzo, diciamo così. C'è un po' di realismo magico. Cioè Quindi, un intreccio che magari i più pragmatici potranno trovare un po' esatto. surreale. Sì, 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 infatti me l'hanno anche detto. Sì, perché poi quando vai a mettere i puntini e a congiungerli tutti, emerge il disegno ed è un disegno che sì, viene supportato sì, dalla magia. Va bene, io comunque un intreccio notevole, insomma, chi è come me che scrive, è abituato a scrivere, fa intrecci, già ha fatto intrecci a sua volta, magari capterà prima le cose, però secondo me lascerà spiazzati parecchi lettori, quindi io penso che non ci sia cosa migliore di un libro che ti lascia un po' a bocca aperta, un po' come vedi quando vedi un film, no? Che fino Mhm. all'ultimo non sai chi è il colpevole, se è un giallo Come va a finire? oppure come va a finire, eccetera. E diciamo che un po' tutto riesce a tornare al proprio posto alla fine. L'intreccio per costruire l'intreccio della storia ho lavorato molto. Ho proprio preso molto tempo solo esclusivamente per cercare di tenere l'intreccio forte, che resistesse alla, alla narrazione, che resistesse proprio al libro in sé. Quindi anche tu che scrivi sai che l'intreccio è proprio la colonna, lo scheletro, ecco, del libro, la colonna Sì. vertebrale del libro, E infatti, perché poi lo diciamo che tutto mantiene. si deve ricomporre, no? Perché se tu hai parlato di Sì, una cosa e poi di un'altra, ci deve essere prima o poi un collegamento, un nesso. Infatti, una volta ho letto un romanzo che non me l'ha portato questo nesso e ci sono rimasta proprio male. Ho detto non si fa così, se non c'è nesso non vale la pena. e bisogna mettere poi, parti dalla colonna vertebrale e poi aggiungi muscoli, organi, sangue, vita proprio. Senti, ti faccio un'ultima domanda mia, poi magari leggiamo un po' qualcosa, ecco, la rendiamo più interattiva l'intervista e leggiamo qualche domanda del pubblico.
Io ti volevo chiedere, questo relativamente alla protagonista, lei si reinventa questa missione di scrivana e lettrice per guarire, per ricucire le vite degli altri, Ricucire, sì, quando in realtà deve ricucire prima la sua, brava, esatto. e quindi lo fa anche per trovare la forza di ricucire la sua. E poi hai voluto dire con questo che comunque la potenza curativa della scrittura e della lettura anche. Sì, allora la protagonista, abbiamo detto, Vega, che vive in Nuova Zelanda, lasciandosi alle spalle tutto il resto della sua vita che non conosciamo, vuole dare un taglio netto al passato. Ciò nonostante si ritrova a inventarsi, come hai detto giustamente tu, un lavoro in cui invece lei funge da ponte tra situazioni irrisolte, tra storie spezzate, incrinate, e lei con le sue parole, con il suo supporto, con il suo sostegno va proprio ad aggiustarle, a mettere dei cocci, a volte anche proprio a sanarle, a impreziosire certe ferite proprio per guarire. E mi piaceva l'idea di questa donna che facesse da ponte, lei che per prima avrebbe avuto bisogno di un ponte da attraversare. Forse chi ha bisogno di aiuto è quello che più aiuta gli altri, possiamo dire così. Esatto, esatto. Ed è anche in questo caso, in questa protagonista, una sua grande difficoltà a chiedere aiuto, a parlare di sé, a esternare i suoi bisogni. Lei non lo fa, non se lo concede, non se lo permette. Ed è una cosa che ho visto tante volte. Vabbè, poi Quando comunque alla fine ci riesce in qualche modo. alla Ecco, fine ci riesce. diciamo che i romanzi noi gli facciamo prendere la piega che vogliamo. Tu pensi che nella vita tutto torni come prima, oppure che la rinascita debba essere qualcosa che rompa proprio col passato, cancelli tutto? No, che cancelli assolutamente no, che cancelli no. Voglio credere che con una rinascita, con un riuscire a riprendere le redini della propria vita in mano e diventare autrice della propria vita, si possa andare avanti non per forza mettendo una porta chiusa a chiave nel passato, anzi tante volte non è così, tante volte non si riesce ad andare avanti, tante volte non si riesce non a chiudere, tante volte non si riesce a mettere la parola fine per ricominciare. C'è un ventaglio di possibilità che la vita tutti i giorni lo vediamo. Che non si può catalogare, standardizzare le varie situazioni. Vorrei che fosse così anche per tante donne, Mm. anche se è, Non è esattamente insomma, come quando no, noi incaselliamo le cose nei romanzi, anche se esatto. attingiamo alla vita ovviamente per Attingiamo scrivere. alla vita e vorremmo in qualche modo colorarla in maniera diversa con alcune storie. Io in questo libro volevo dare una speranza, ma è anche un messaggio, come dicevo prima, che non si è sole, ecco. Tutte queste donne partono da sole Sì, sono e partenze poi solitarie. mm,
scoprono che non lo sono. Comunque io ti faccio i miei complimenti, mi è piaciuto, l'ho letto molto velocemente, leggo velocemente, però se ti intriga ancora di più la storia, ovviamente si intensifica il ritmo di lettura. Beh, detto da te mi E, fa veramente piacere. sì, diciamo che abbiamo dei punti in comune nella scrittura e quindi quando si legge forse di scrittori affini è più facile. Con E sensibilità affini, sì. direi di lasciare spazio a qualche domanda in futuro per Va chiudere, bene. insomma, per, come ti dicevo, in modo interattivo questa intervista. Se Donato mi... Allora, Raffaele Tinto, Silvia, perché hai scelto proprio il nome Vega? L'abbiamo detto, forse è soltanto il nome della protagonista oppure c'è anche un significato simbolico legato alla storia? Penso che abbiamo già risposto a questa domanda, o no? Legato alla stella. Sì, sì. Allora, saluti da Caserta, ciao Dario. Nel romanzo ci sono donne molto diverse per età e storia personale. Agnese, Sara e Vega. Ha letto il romanzo, secondo me, questa persona. Quanto era importante per te raccontare diverse generazioni di donne e metterle in qualche modo in comunicazione tra loro? Bellissima domanda, esatto. Era molto importante per me perché, come dicevo prima, a volte ci sentiamo sole e abbiamo questa sensazione di essere sole, di sentirci o diverse o non ci ritroviamo nelle altre. E quando invece a volte un po' la diversità può essere arricchente, ma non solo, a volte invece ci rendiamo conto che non siamo effettivamente così diverse, che c'è qualcosa che ci unisce. Quello che posso vivere io lo puoi vivere tu, lo può vivere un'altra donna, pur avendo storie passati Pur essendo lontane di generazioni, come di diceva l'amico generazioni, ma Spunto. anche di vita. Sì. Passiamo alla domanda di Saverio. Ciao Saverio, da Potenza ci scrive. Quanto c'è di realtà nelle storie raccontate? Ti sei ispirata a persone realmente conosciute, a testimonianze, oppure i personaggi sono completamente tutto frutto della fantasia? Mi sono ispirata a storie che ho avuto modo di conoscere in qualche modo, Quindi persone conosciute. storie, sì, storie conosciute, senza però tradire il vissuto di queste persone. Quindi l'essenza di quello che hanno vissuto l'ho riportato nel libro, l'essenza, ma non certo loro, uomini e donne, Mm. Certo, le io lo dico emozioni. chiaramente, si parte dalla realtà, ma la realtà viene romanzata ovviamente quando si scrive, Sì, non è proprio quella, ho cercato di però essere fedele alle emozioni e ai vissuti veri. Tutto il resto è stato poi costruito sopra, comunque c'è una base di verità sì, di autenticità. per rispondere al nostro amico. Invece Sì. Veronica, che salutiamo, ci chiede, il titolo parla di un canto, che cosa rappresenta questo canto? Una voce interiore, una richiesta d'aiuto, la memoria oppure una possibilità di rinascita? Io direi un po' tutte queste cose insieme. Un po' tutte queste cose insieme. E, più negli aborigeni australiani c'era la usanza di cantare da una parte all'altra dell'Australia e loro si sentivano, anche a forte distanza, grandi distanze, percepivano il richiamo di una popolazione, di una tribù. E questa è una Sì, cosa era che non si era mai... Sant'Agostino che lui, se non mi sbaglio, diceva chi canta prega due volte. Come?
se non mi sbaglio era Sant'Agostino che diceva chi canta prega 2 volte, Sì, cioè proprio per brava, era proprio sottolineare lui. l'importanza del canto. Sì, quindi non è un po' per rispondere alla domanda, sì, è un po' tutto l'insieme, poi anche questo valore simbolico del canto in sé, ecco. Allora, passiamo a Giuseppe, che salutiamo, che ci chiede, durante la scrittura c'è stato un personaggio che ti ha sorpreso, magari prendendo una direzione diversa rispetto a quelli che avevi immaginato inizialmente? Vabbè, questo diciamo che a volte succede a noi scrittori, È vero, a volte succede che in corso d'opera magari. che si inizia con una certa idea di come andrà e poi invece non sai cosa succede dentro di te, ma le cose cambiano direzione. E l'elaborazione di questo romanzo è stata talmente lunga perché ho impiegato veramente tanti anni a elaborarlo e poi a scriverlo, che alcuni cambi ci sono stati, ma non così importanti. Ecco, dentro di me sapevo bene o male come si sarebbero mosse e conosciute, come sarebbe andato. Quindi non c'è un personaggio che è stato particolarmente ribelle. Il personaggio che è stato più ribelle di tutti è stato paradossalmente Agnese, Mm. Che magari non che è sapevi la donna, che per chi non ha letto il romanzo è la donna da cui parte il tutto, una donna molto anziana. Agnese Sara, a parte tutto, diciamo dall'incontro di queste due figure femminili lontane generazionalmente, come ha detto prima. Sì, Eh, Agnese è una donna che ha vissuto tutta la sua vita, prima in un ospedale psichiatrico e poi in una casa di cura, in un ricovero, chiamiamolo così. E ha subito talmente tante violenze e deprivazioni e umiliazioni che l'hanno calpestata, tanto che è arrivata a non parlare più. E l'hanno calpestata perché Agnese era una donna ribelle, era una infatti donna. il romanzo si Dimmi. apre proprio con l'incontro tra Agnese e Sara, no? Il personaggio Sì, più anziano e il personaggio più più giovane. giovane, Ed è un sì, incontro, un contatto quasi invisibile, sì, però che secondo me innesca proprio la fiamma, la scintilla, il cambiamento, cioè da loro parte tutto, da loro giusto? parte tutto, sì, sì, sì. Da- come hai detto, dai personaggi più diversi l'uno dall'altro, una giovane ragazza ribelle sì, a sua volta, ma costretta da un giudice a dei lavori socialmente utili e quindi a dover andare tutte le settimane in questo ricovero a prendersi cura di un anziano e dall'altra parte questa donna immobilizzata in un letto apparentemente senza più coscienza, senza più vita. Sembra che siano due persone incapaci di comunicare, invece daranno il via a tutto. Lo sono, però tra di loro si crea E qualcosa, il un momento contatto. magico è proprio quando c'è un modo in cui riescono a comunicare. E io invito a comprare il libro, a leggerlo per scoprirlo, insomma. Senti, Donato, se mi rimandi la domanda di prima, vorrei concludere con quella perché era una domanda più personale. Ecco, chiede Alessandro, quando hai capito che la scrittura sarebbe diventata una parte importante della tua vita? Alessandro Mancini lo chiede. Ciao Chiudiamo Alessandro. con questa domanda, ecco la domanda delle domande, e poi ci salutiamo. Da quando ero bambina.
da quando ero bambina perché ho sempre amato tantissimo leggere e anche scrivere. Poi il desiderio di scrivere storie è sempre stato dentro di me. L'ho accantonato per lungo tempo, l'ho messo da parte per lungo tempo e dedicandomi ad altro. E poi quando è nata la mia prima figlia ho sentito proprio che non potevo più metterlo da parte, che dovevo Dare spazio a autorizzarmi, a sì, questa tua dimensione, diciamo. esatto. Prima avevo sempre cercato di lasciarla, di metterla da parte, di non guardarla, di non assecondarla, e, perché c'era sempre qualcosa di più importante, tra virgolette, di più urgente, di più da fare, ecco. E poi in quel momento ho detto no, ne ho bisogno, avevo proprio bisogno di scrivere una storia completamente diversa da questa, una storia leggera, ironica, però avevo bisogno di farlo Quindi e è da lì ho successo qualcosa di iniziato. molto diverso da questo romanzo. E il primo libro che ho scritto era un ciclit, figurati. Ah, quindi Era un libro molto leggero, molto... vabbè, lo diciamo per gli amici magari che non ascoltano e non sanno, ciclit letteralmente sarebbe letteratura per pollastrelle, giusto? Esatto, esatto, Quindi esatto. diciamo neanche un romance, non si può definire No, romance, è un racconto romantico molto ironico, molto beffardo. molto ironico, molto leggero, però in quel Mm. momento avevo proprio bisogno di quello, anche riallacciandoci alla domanda che hai fatto prima, la scrittura, se può essere anche curativa, ecco. Certo. Per me lo è stato con quel primo romanzo e poi da lì la scrittura è cresciuta, è maturata, si E è... anche e la tua protagonista vera, Vega, Mm, alias Mary, sì, eh, nella scrittura riesce insomma trova, a curare gli altri e a curare se stessa, possiamo è dire. vero, è vero, Silvia, è vero. io ti saluto, è stato un Grazie, piacere parlare con anche te. per me è un grandissimo piacere, Cinzia, grazie davvero, è Consiglio il stato tuo un romanzo onore, a tutti gli ascoltatori perché grazie. ne vale la pena, insomma, ci sono molti spunti di riflessione, ecco, sulle donne, sul fare pace col passato, sulla rinascita, ecco, io ho toccato, hai detto che sono stata la prima a dirtelo, l'ho trovato molto ecologista, molto attuale su questo punto di vista, che noi Sì, rispettiamo poco la natura, invece è un invito a rispettare la natura, secondo me, questo sì, romanzo. che poi è dove viviamo, ecco, Sì, infatti. quindi... mm, C'è, mi sembra, un detto indiano, indiano, non indiano d'America, quindi dei nativi, mm. che dice non siamo i padroni della terra, ne siamo solo i custodi. E noi abbiamo fatto un lavoro pessimo di custodia, direi. Sì, pessimo, 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 però si può sempre E speriamo rimediare insomma poco di per non aver volta. raggiunto il famoso punto di non ritorno, Eh, come come ha detto Di si Caprio teme. nel suo documentario, non so se l'hai visto, molto Sì, interessante. sì, 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 molto molto interessante, molto ehm, lucido, ecco. Sì, sì, perché Mm. poi Quindi ecco, fa degli esempi molto, molto concreti con studiosi, sondaggi, quindi ecco, scienziati, sì. ci Mm. sono molte prove che purtroppo confermano quello che stiamo Questa dicendo. realtà. Mm, mm, è Allora, vero. di nuovo io ti saluto, Grazie, invito, vuoi Cinzia. dire dove possiamo trovare il tuo libro? Lo potete trovare su Amazon,
o direttamente sul sito della casa editrice, se no anche nelle librerie, se non lo Mi trovate dici il nome arriva, della casa ecco. editrice, magari non l'hanno Ediz- visto. Petrini Edizione. Ok. Ed è ordinabile anche in Sì, sì, libreria? anche in Ok, libreria. quindi potete acquistare tranquillamente il libro di Silvia. Io ve lo consiglio, ne vale la pena. Eh, Grazie. si legge talmente poco che insomma quando c'è un prodotto valido bisogna sponsorizzarlo, come si dice. Noi di Officina Mediterranea siamo qui apposta. Grazie Io Cinzia. saluto, Grazie a tutti. sì, salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito, ci hanno fatto domande interessanti. Se a qualcuna non abbiamo risposto, Silvia, puoi tranquillamente andare sul post di Facebook dove c'è il video e rispondere insomma ai commenti. Io ho cercato di dare spazio a tutti, però era talmente interessante insomma la discussione con Silvia che forse mi sono presa anche molto spazio io. E quindi di nuovo buonasera a tutti, ringraziamo Donato per la Rinaldi, presidente dell'associazione per la regia, e alla prossima. Grazie Silvia. a tutti. Buonasera.